Ho trovato una scuola molto preparata e disponibile anche all'ascolto e al confronto su quelle che sono le più importanti tematiche che si dibattono nelle questioni che riguardano le riforme della giustizia, il rapporto tra giustizia e politica, ma soprattutto il rapporto che c'è tra l'azione giudiziaria e la società, che poi deve essere la dimensione nella quale questo tipo di attività dia un senso, una risposta e appaia utile per i cittadini. Ho visto che i ragazzi erano molto preparati perché avevano in qualche modo inquadrato tutte le questioni che a volte non sono semplicissime, nelle quali appunto si dibatte con riferimento all'utilità dell'azione giudiziaria, all'importanza dell'indipendenza della magistratura, ma li ho visti anche preparati rispetto a quella che è un'esigenza di fondo, cioè il fatto di dover confrontarsi con una società che ha delle parti, dei quartieri, delle zone nelle quali lo sviluppo sociale è limitato, quindi anche di questo la giustizia deve tenere conto, perché non c'è soltanto un'azione concreta che deve portare a dei risultati, ma c'è anche un modo con cui occorre comunicare, occorre svolgere la funzione giudiziaria e questi ragazzi hanno compreso che quel modo appunto è fortemente collegato alla funzione finale, cioè al fatto di rendere la società più capace, più equa, migliore. Io penso che queste siano iniziative importanti e per questo ringrazio la professoressa che mi ha invitato e ringrazio soprattutto la scuola che ha dimostrato come sempre di avere un'attenzione qualificata per queste tematiche.